Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela, in questo spazio, come ormai sapete, meraviglioso, realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Per chi ancora non sa e per chi ancora non conosce questo salotto, questo spazio nasce come spazio di dialogo, confronto, dove ogni ospite è libero di raccontare la propria storia, il proprio percorso e la passione che li guida ogni giorno, condividendo insieme a noi come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Saluto anche i brasiliani che ci stanno guardando questa domenica dal Brasile, diretamente in streaming. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós nessa noite maravilhosa de domingo. Un beijo para todos vocês. Bene, partiamo con la presentazione degli ospiti. Iniziamo con il primo ospite, abbiamo Federico Fiori. Pensate, istruttore e fondatore del Cane Istruito, il Cane Istruito, che aiuta ogni giorno cani e padroni a capirsi davvero. Buonasera, buonasera anche a lei Federico. Buonasera. Poi abbiamo David Seminzato del Revenue Management, che è qui per parlarci di come gestire un'azienda o più aziende attraverso un software. Buonasera anche a lei. Poi abbiamo Demis Marin, fondatore di Ramo Salso Mestre, un sarto contemporaneo, pensate, che trasforma il recupero in stile, dando nuova vita ai tessuti tra artigianato e sostenibilità, come questo salotto. Infatti quando siamo arrivati ho detto, lei costruisce sostenibilità e ecologia, no? Tramite soprattutto appunto grazie a questo salotto e anche che ci ha portato i suoi meravigliosi vestiti costruiti con la sostenibilità. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo qui con noi Michela Armano e la sua socia Francesca Costantino, che è dall'altra parte, che dopo ballerà per noi con il suo gruppo, il gruppo Lions Country Dancers, associazione dedicata a ballo country in tutto, pensate, ballano per tutto il Veneto, quindi sarà una serata fantastica, ne sono certa. Allora partiamo con la prima domanda. Federico Fiori, come vi ho detto prima, istruttore e fondatore del Cane Istruito, quindi pensate, aiuta i cani e i proprietari a capirsi davvero che gli animali sono una cosa bellissima, a volte brutto anche da dire in televisione, però molto meglio degli esseri umani in alcune circostanze. Scherzo, dai, era una battuta. Allora le chiedo, signor Federico, come nasce intanto come ha fondato il Cane Istruito intanto, no? Allora, innanzitutto è nato da una passione personale. Fin da quando ero bambino ho sempre amato i cani, ma soprattutto capirne il comportamento, e quindi ho deciso di approfondire attraverso gli studi, prima universitari e poi al di fuori dell'università, questa materia, e poi ho deciso di farne il mio lavoro. E la cosa che più mi piace è poter dire che per me non è un lavoro, nel senso che ogni mattina io mi sveglio contento di poter fare quello che mi piace. Questo mi piace, già partiamo benissimo, perché c'è sempre quel detto, io lo dico quasi sempre, quando ti piace una cosa e hai passione non lavorerai un singolo giorno della propria vita, no? E io mi sono sempre chiesta, qual è l'errore più comune che fanno i proprietari con i loro cani, secondo lei? È pensare che i cani ci capiscano. O meglio, che capiscano quello che noi diciamo, perché i cani sono molto sensibili alla comunicazione, ma non sono in grado di capire il significato delle parole. Quindi l'errore più comune è la comunicazione. Noi ci aspettiamo che i nostri cani capiscano quello che diciamo, in realtà loro guardano il linguaggio del corpo. Il nostro lavoro è proprio mettere in connessione i cani e i proprietari, quindi creare un linguaggio comune, un ponte di comunicazione con cui possiamo essere efficaci nel comportamento quotidiano. E secondo lei, c'è il detto, no? Che il cane è davvero lo specchio del proprietario, cioè il padrone. Si assomigliano molto nelle dinamiche, assolutamente, cani e proprietari. Talvolta quello che più però salta all'occhio è come ci sia una sorta di proiezione sul cane di tutta la propria parte emotiva, e questa è proprio la parte bella di questo lavoro, perché riesci a ricreare dove magari non c'era questa connessione, ricrearla e soprattutto creare un ponte, una possibilità di convivere bene quotidianamente. Ma mi spieghi un attimo, allora, nel momento che lei ha fondato il Cane Istruito, no? Lei lo ha fatto sì per passione, ma perché ha un cane che che ha molto affetto per lui, per qualche animale, che ha deciso proprio di intraprendere questo suo percorso. Mi spieghi un po' come è iniziato, da quanto tempo che va avanti appunto questa sua attività? Allora, da piccolo assolutamente sempre avuto cani, e quindi ovviamente
ho deciso di sperimentare in modo empirico all'inizio e poi sempre più scientifico e sempre più esperto, diciamo, questa materia. Ma la cosa importante è che osservavo come tantissime persone si approcciavano al mondo del cane, ma senza riuscire a trovarne poi un contatto effettivo, quindi si aspettavano tante cose dal cane, i classici comandi che noi tutti abbiamo in mente, ma poi alla fine il cane non era contento di questa cosa e quindi non si creava un vero contatto, e quindi lì è nata l'idea di farne un lavoro e di riuscire a portarlo a più persone possibili. Ok, dopo parleremo che lei è anche disposta ad aiutare persone a capirsi con il loro proprio cane, no? Magari la seconda tranche le farò questa prossima domanda. Passiamo al prossimo ospite, David Semenzato del Revenue Management, che è qui per parlarci di come gestire un'azienda o più aziende tramite un semplice software, no? E le chiedo allora, signor David, in parole semplici, che cos'è il Revenue Management? Allora, il Revenue Management è un'etichetta universalmente riconosciuta, soprattutto in ambito turistico, che consente di poter variare il prezzo di vendita di un hotel, di un campeggio, di un villaggio, e in funzione di un obiettivo aziendale, cioè della stessa struttura ricettiva. Quando noi tutti andiamo a prenotare la nostra vacanza nei grandi portali tipo Booking.com, Expedia o direttamente nel sito web della struttura ricettiva, noi ci rendiamo conto che non esistono più i listini. Mentre una volta c'era il listino di bassa, media, alta stagione, oggi il prezzo può cambiare dinamicamente con una velocità molto repentina. Bene, io sono uno di quelli che cambia i prezzi di queste strutture ricettive, ma, ahimè, mi tocca dirlo, non tanto per creare un vantaggio all'utente che prenota, ma per creare profitto all'azienda che vende le proprie camere, le proprie piazzole e le proprie unità abitative. E in che modo il suo strumento aiuta a prendere decisioni più efficaci ogni giorno? Questa è una domanda molto interessante, perché poi io sono una mosca bianca, questo a prescindere dal colore anche dei capelli, perché tutti i miei concorrenti, che sono delle multinazionali di fatto, si orientano alla dinamicizzazione del prezzo, quindi si orientano al mercato. Io invece, e ho anche depositato il brevetto per questo, mi oriento al profitto dell'azienda. Pertanto tutte le scelte della dinamicizzazione del prezzo sono orientate alla strutturazione del profitto della struttura ricettiva, e questo oggi per il mondo del turismo, per questa industria del turismo, è uno strumento fantastico, perché crea serenità e crea un obiettivo, quello di portare a casa profitto e non incertezza. Assolutamente. E che tipo di clienti seguite maggiormente ad oggi? Hotel, strutture ricettive di tutti i tipi, campeggi, villaggi, tenendo conto che ogni tipologia di struttura ricettiva di fatto ha necessità strategiche e modelli commerciali completamente diversi, perché vendere una camera di un albergo di 3 stelle non è come vendere una suite, vendere una mobile home in un campeggio non è come vendere una piazzola. Ci sono proprio dei modelli commerciali e strategici completamente diversi proprio nella loro diversificazione. Provate a pensare anche al prenotare un volo, prenotare una cabina di una nave crociera, dove la discriminante tempo consente di poter creare politiche di prezzo, perché io non posso fare, o è altamente improbabile, fare revenue, perché revenue significa ricavi, management significa gestione, quindi revenue management è una bella etichetta, ma significa gestione dei ricavi. Invece la mia tecnica è quella del profit management, perché l'obiettivo è creare profitto. E nel momento che magari un suo cliente apre un alloggio turistico, no? Che consiglio, da dove potrebbe partire secondo lei? Che consiglio gli darebbe? Si parte sempre, dal mio punto di vista, da una situazione economico-finanziaria, da un'analisi del controllo di gestione, e da quello si riesce a intuire qual è il prezzo minimo al di sotto del quale non andare per consentire una sostenibilità finanziaria dell'azienda. Perché la cosa importante non è vendere, ma è vendere bene. Tenendo conto che ci sono periodi all'interno anche di una stagionalità, e ci sono località che hanno moltissime stagionalità, non necessariamente solamente quella balneare che è luglio-agosto, l'alta stagione per farci capire, poi settembre e maggio in coda alla bassa stagione,
però ci sono delle tecniche in cui bisogna fare analisi finanziaria, analisi del controllo di gestione, individuazione del prodotto, poi dalla tecnica della trading tutta la derivazione dei prodotti, e poi le mappature tecnologiche con i gestionali, i software, e poi la pubblicazione del vero prezzo che cambia continuamente. E cambia anche magari l'anno in cui è stata fondata la struttura, o magari quante camere da letto, se c'è il B&B, colazione. Quelli sono tutti i tipi di servizi che vanno mappati, configurati, però vi posso dire che anche la dinamicità del prezzo potrebbe potenzialmente cambiare anche ogni giorno, in funzione di come si fa a strutturare. Certo, si più struttura cose il fatturato. metti, meno cose, quindi Assolutamente dipende sì. molto dal prezzo. Va bene, grazie mille Grazie. David. Passiamo al prossimo ospite, Demis Marin, fondatore di Ramos Salso, a Mestre, un sarto, come vi dicevo prima, contemporaneo che trasforma il recupero in stile, no? Dando nuova vita ai tessuti tra artigianato e sostenibilità, che mi piace da morire questa cosa. Allora, le chiedo, Sir Demis, da dove nasce la sua storia e quando ha capito che questa sarebbe stata soprattutto la sua strada? Beh, allora, la mia strada è stata, come dire, fermata già quando ero ragazzo, perché già un po' per tradizione familiare l'approccio con il materiale tessile c'è sempre stato. L'avvicinamento a quello che è questo tema della sostenibilità legata all'abbigliamento, diciamo che è nata un bel po' anche quelli di anni fa, durante tutto il mio percorso lavorativo, perché ho sempre odiato lo spreco come concetto. Certo. Quindi odio lo spreco di tempo, non sopporto lo spreco di energie, non tollero lo spreco alimentare, quindi anche nell'abbigliamento c'è una grandissima quantità di spreco, sia di risorse prime come materia, come tessuto, ma anche come risorse umane. Per anni non c'è stato mai un passaggio generazionale, quindi ora tutte cose che stiamo pagando, che almeno il mio settore sta pagando e che in qualche modo sta cercando di risolvere, appunto con piccoli e grandi progetti legati alla sostenibilità. Il mio, che si chiama appunto Ramos Salso, nasce da un principio ben preciso, che è quello dell'upcycling, che è questa parola inglese intraducibile in italiano, perché non esiste una parola che si possa tradurre in italiano, anche se in realtà in un'altra conferenza ne parlai e dissi che si può tradurre, grazie al consiglio di una mia carissima amica linguista, come iperriciclo, dove con il suffisso iper noi diamo il valore up a questa parola inglese, perché upcycling noi in italiano lo traduciamo come riciclo, ma sono due cose completamente diverse. Faccio un esempio: io ho delle cassette di legno, se le prendo e le trasformo in trucciolato per ottenere del legno da riutilizzare, quello è un riciclo che prevede l'utilizzo virtuoso di risorse e di energie, ma abbassa la qualità e la progettualità del lavoro della materia prima originale. Questo è il riciclo, che ha però dei grandissimi principi molto importanti. L'upcycling è quello che dice: io ho queste cassette di legno e le trasformo in una libreria. Ci aggiungo 2 viti per fissarle al muro, il gioco è fatto. Ecco che quello io ho innescato un valore aggiunto di progettualità, anche di utilizzo dell'oggetto che pensavo non mi servisse più, e ne ho fatto una cosa nuova. L'upcycling è questo, che poi è stato declinato in tantissime cose, e nell'abbigliamento viene utilizzato nel trasformare vecchi capi di abbigliamento o vecchi tessuti che sembra che non servano più in qualcosa di nuovo. E nel mio caso io acquisto capi di seconda mano solo da circuiti solidali e da strutture, da cooperative sociali, perché voglio che il contributo economico rientri in una circolarità. Li acquisto e li trasformo in qualcosa di nuovo. Ovviamente io sono il testimonial di me stesso, quindi non posso non avere addosso un panciotto. Infatti lo stavo proprio guardando, questo corpetto che è fantastico. Un panciotto fatto da una vecchia giacca, oltretutto con un ricamo fatto con tutti dei vecchi ritagli di tessuto, un ricamo fatto a mano, che riprende in questo caso questo disegno di questo uccello semi-sudamericano come design, e questo è il valore aggiunto che io ho dato al singolo pezzo e al capo, che in realtà non ha un grande valore di per sé di design, perché questa era una giacca abbastanza anonima, l'ho fatta diventare un panciotto. Quello è il processo di
di ripensare continuamente a qualcosa che sembra che non serva più, ma lo decliniamo, cioè lo realizziamo dandogli una nuova vita. Magari parlo per me perché mi sono successi vari episodi, no, che sono andata in sartoria e la signora mi ha detto guarda, irrecuperabile, e cosa fai? Lo butti. E allora lì subentra Ramo Sasso che non dice mai di no. Esatto. Perché allora ci sono molte possibilità per allungare la vita dei capi d'abbigliamento. È chiaro che tutto è proporzionato alle nostre capacità di spesa, e questo non vuol dire che non debba esistere un abbigliamento economico. Questo deve essere chiaro. La possibilità però di poter salvare i propri capi e avere magari anche delle realtà artigianali come Ramo Sasso o la Sarta vicino a casa o altre piccole botteghe che in qualche modo possono allungare la vita di quel capo di abbigliamento è fondamentale, perché riduce quello che si chiama il cost to wear, cioè la quantità di volte che io indosso il capo rispetto al prezzo che l'ho pagato. Quindi più volte lo indosso, più il suo valore come dire, di costo si abbassa, e quindi in qualche modo io lo sto usando di più, e quindi sto limitandone il fatto di buttarlo. Noi salviamo anche i capi dei clienti, per cui vengono da noi per trasformare il cappotto in un giubbotto, poi ci faremo magari vedere degli esempi, oppure anche per lavorare sulla sartoria di riparazione, che è un altro che non ha nulla da vergognarsi rispetto alla creatività, perché anche saper riparare un capo è molto importante. Come infatti se magari ha questo capo magari che ha un buco enorme, non sa cosa farci, è bellissima questa parte qua dell'uccello. Mi ha detto magari mette una stella, si può mettere una stella, si possono fare ma sì, poi questo lavoro è un lavoro che viene fatto con la persona, per cui è la stessa persona che ha delle esigenze. Viene lei nella sartoria e dice ho questa giacca, però mi piacciono questi colori, ho questo gusto, mi piacciono i fiori, ho un simbolo. La sartoria di Ramo Sasso interviene in questo caso qua. Bellissimo, mi piace già, infatti già tengo di riferimento per i miei capi, assolutamente, magari che si devo mettere qualche simbolo, qualche fiore. Esatto. Fantastico, grazie Demis, poi comunque parleremo ancora di più, perché voglio chiederle qual è stato il suo primo capo che ha realizzato. Quindi dopo la seconda tranche ce lo dirà, che sono curiosa. Passiamo la parola a Michela Armano del gruppo Lions Country Dance, associazione dedicata al ballo country in tutto il Veneto, no? Loro ballano per tutto il Veneto. Buonasera Pamela. Buonasera signora Michela, anche a lei. Intanto partiamo un po' dall'inizio. Come nasce la vostra passione per il country? Allora, diciamo che la passione per il ballo è nata fin da piccoline, perché sia io che Francesca abbiamo iniziato a ballare danza classica. E poi ognuna di noi con le proprie esperienze, i propri arrivi, diciamo così. E poi crescendo ovviamente ci si approccia anche ad altri balli, altre attività. E siamo arrivati ad un certo punto, 2007 Francesca, 2009 io, e abbiamo incontrato il mondo country, abbiamo iniziato a ballare, abbiamo fatto dei corsi e quindi da là abbiamo iniziato, ci siamo conosciute, condividiamo più o meno condividiamo tutti i nostri ideali. Abbiamo lo stesso modo anche di pensare, e quindi dopo un po' di anni che ballavamo abbiamo preso il brevetto come istruttrici, come insegnanti di line dance, e da lì, spinte un po' dagli amici, dai conoscenti, che ci hanno detto ma dai, perché non vi mettete insieme, non create un gruppo? E quindi da cosa nasce cosa, e da lì è nato il Lions, no? Sono nati i Lions, che poi fondamentalmente Lions deriva dal leone. Noi siamo entrambi veneziane, e bello. Quindi la passione per il country unito all'amore pazzesco per la nostra città, e quindi ecco perché Lions Country Dancers. E come logo abbiamo scelto questo leone alato con il stivaletto da country, ovviamente, e i colori non della società. Allora, noi non siamo un'associazione, quando facciamo i corsi ci appoggiamo delle associazioni, e il nome unito anche al colore, perché il colore è il blu royal con l'oro, che è il colore di una delle due bandiere della Serenissima.
Infatti appena E vi ho quindi- visto, anche vi ho visto fare le prove, tutto quanto, si vede che proprio siete famiglia, un Sì, gruppo sì, che sì. vi sostenete a vicenda, Sì. se c'è magari da recuperare qualcosa, tipo sbagliate, voi siete sempre lì ad aiutarvi. che questo- Assolutamente sì, questa è una delle cose importante. belle del mondo country. Anche quando facciamo le serate, facciamo le sagre piuttosto che nei locali. Quando si balla noi diciamo sempre, quando ci sono degli errori non sono errori, sono varianti. E quindi uno sbaglia, si ride, ci si aiuta l'un con l'altro. Certo. Eh, Capita che magari uno non è in giornata, che capita Ma sì, ma anche perché questa è una passione e deve essere una passione, come tale va vissuta in maniera leggera, va vissuta in maniera molto facile. Diciamo che il mondo country, per quanto riguarda il ballo, è un po', si distingue un po' dagli altri tipi di ballo, di danza. È, come diceva lei, un po' una famiglia. È Assolutamente. proprio il modo per trovarsi e mangiare insieme, bere assieme. Sono nate anche delle amicizie molto molto importanti che Bello. tuttora dopo tanti anni proseguono e diciamo che è una passione che ti porti dentro, che però anche nel nostro caso stiamo riuscendo anche a far capire, a far sentire quello che proviamo noi anche alle persone che un po' ci seguono, fanno i corsi con noi, ed è proprio per questo che le persone inizialmente ci hanno detto create qualcosa insieme, perché al di là della bionda e la mora, le due veline Velone, Velone rivista l'età. Allora, assolutamente Velone. deve starci, sì, E poi sì. insomma cerchiamo di essere sempre con il sorriso sulle labbra, divertirci. Bravi. Ci divertiamo noi, facciamo divertire gli altri, e la cosa più bella è proprio quando vengono lì e ti dicono grazie perché in questa serata ho trascorso 2 ore, sono uscito da quella bolla che la vita quotidiana ci impone, e quindi anche l'oretta durante i corsi serve proprio per prendersi un'oretta per se stessi, o le serate che servono proprio Sì. per bypassare certi problemi della vita e condividere con tante altre persone, più o meno Assolutamente, grandi che è ballerini, quello- ballerini. Quando gli occhi e il sorriso sorridono, Sì, avete già vuol dire fatto tanto, una gran sì. Vuol parte dire tanto. di tutto. Bene, adesso vi vedremo allora in Sì, azione. volentieri. Noi ci fermiamo tra qualche secondino, voi rimanete ancora lì che tocca proprio a loro ai Lions Country Dance. A tra poco.